Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento con i venerdì del Romanico. Ormai come da anni questo appuntamento tra febbraio e marzo ci accompagna con dei temi legati al Medioevo sardo. Le conferenze sono programmate dalla professoressa Rossana Martorelli, che oggi è qui presente con noi, quindi poi prenderà la parola anche lei per un saluto, per spiegarvi un po' come è caduto quest'anno il tema su quelli che sono gli abiti, gli accessori, i monili, insomma, del Medioevo giudicale sardo. Oggi abbiamo anche una sorpresa, perché grazie a Mario Piscedda, che è un dirigente della nostra associazione, abbiamo anche il piacere di ospitare alcuni figuranti, chiamiamoli così, che indossano i costumi tipici del Medioevo sardo. Ce li spiegherà lo stesso Mario. E salutiamo Valerio, che è il relatore di questo secondo appuntamento dedicato al Romanico sardo, e quindi una serata che si preannuncia ricca di tante novità, di tante notizie, di tante specificità. Io darei la parola adesso a Mario, che ci presenterà gli abiti che ha portato. Grazie. Perfetto, grazie all'associazione che mi consente di fare questa breve presentazione. Come promesso la scorsa settimana abbiamo portato alcuni costumi, frutto di anni di lavoro per rievocare il periodo medievale sardo. Dunque, abbiamo portato 3 costumi. Perfetto, qui ci siamo. Dunque, abbiamo portato la riproduzione del costume di Eleonora d'Arborea, la riproduzione di un amico del padre di San Francesco presente nel Politico di Ottana, nella chiesa di San Nicola, e da un affresco di Giotto nella cappella di Sclovegna a Padova, un popolano in un riquadro che rappresenta Gioacchino fra i pastori. Dunque invito innanzitutto Eleonora ad alzarsi e a farsi vedere dal pubblico, perché questa è la nostra. Ecco qua, allora iniziamo con il famoso altorilievo di San Gavino Monreale nella chiesa di San Gavino. Opera molto discussa, c'è chi dice che è il Pantheon degli Arborei, che dunque questa dovrebbe essere Eleonora, in totale assenza di altre immagini che possano rappresentarcela, abbiamo deciso di adottarla. Però è molto difficile ricostruire, partendo da un mezzo busto, tra l'altro anche poco definito, un abito. Dunque ci siamo avvalsi di altre iconografie per cercare di arrivare a una ricostruzione che fosse il più possibile simile al modello che qui vediamo rappresentato. Dunque bisogna partire dai particolari. In primis il motore non funziona. Eccolo qua, partiamo innanzitutto dalle crocette sul petto, che sono assolutamente tipiche e che vediamo in tutte le riproduzioni dei costumi di Eleonora d'Arborea, perché anche altri hanno fatto la riproduzione. I modelli di raffronto vengono da sepolture longobarde, dove sono piuttosto diffuse delle crocette molto simili a queste in lamina d'oro, però siamo in un periodo decisamente antecedente. Oltre a questo, particolare importante è l'attaccatura del colletto. Il colletto è piuttosto ampio, ma non troppo. Particolarissima invece ancora l'attaccatura delle maniche e la cucitura che scorre lungo la manica verso il basso e termina in un polsino stretto.
Dunque, partendo da questi particolari, andando a cercare quei dipinti che ne avessero uno o più, abbiamo cercato di vedere se ci riusciva di fare una ricostruzione fedele, o quanto più possibile fedele. Partiamo da questo disegno, è un disegno che riproduce una miniatura. Vogliono far posizionare meglio Eleonora. Riproduce una miniatura, o meglio, questo dipinto, questa incisione riproduce una miniatura conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi, dove possiamo vedere lo stesso tipo di colletto, delle applicazioni che però non sono croci longobarde, sono a forma di stella, però rappresentano un pochino il modello. È uguale l'attaccatura bassa delle maniche e la cucitura esterna delle maniche stesse, che però poi finisce in un polsino stretto. Dunque in questo caso il polsino è diverso rispetto a San Gavino. Facendo seguito a questo abbiamo trovato invece dipinti dove vediamo il polsino stretto, vediamo la cucitura nelle maniche, che però in questo caso è ornata di perle. È diversa la scollatura, assolutamente differente dalla precedente. Lo stesso vediamo in quest'altro dipinto. Questo di Andrea Bonaiuti a Santa Croce di Firenze, sempre il colletto molto largo come nella precedente immagine, però anche qui il polsino stretto e la cucitura ricoperta in questo caso da passamaneria. Altro dipinto a cui ci siamo ispirati dall'agnello mistico dei fratelli Van Eyck, custodito a Gand, un periodo decisamente più tardi, siamo 70-80 anni dopo, però ci è servito per vedere che si usavano, erano molto diffuse, l'arricchire l'abito con perle preziose, lo vediamo bene qui. Dunque, facendo seguito a questi particolari presi da diversi dipinti, siamo andati a realizzare una riproduzione ideale di quello che poteva essere l'abito di Eleonora. Fare una riproduzione di cui si possa dire ecco questa è una riproduzione fedele riteniamo che sia impossibile, perché i particolari sono troppo pochi, il dipinto, o meglio la scultura è una sola, non ci sono altre icone che ci possono guidare. Dunque la nostra riproduzione ideale, come potevamo vedere Eleonora? Eleonora è un po' un mito, ne parliamo sempre, un mito, dunque non potevamo che immaginarla bellissima, elegantissima e ricchissima. Grazie a Donatella. Proseguendo, Roberto, se vuoi posizionarti, qui andremo più veloci perché proprio al centro, perfetto. Qui siamo nel Politico di Ottana e dalle scene della vita di San Francesco vediamo un riquadro, che è questo, dove il padre di San Francesco, che tiene delle pezze di tessuto in mano perché era un mercante di tessuti, un ricco mercante di tessuti, viene trattenuto da tre amici che cercano di bloccarlo, li vediamo meglio qui, due amici che cercano di bloccarlo mentre cerca di impedire al santo di donare ai poveri tutti i suoi averi. L'abito ricostruito è questo, è quello verde, che poi Roberto ha fatto anche una mantellina per ripararsi dal freddo. Quali sono le caratteristiche? Intanto una gonnella lunga e molto ampia, tessuto ovviamente prezioso, velluto, ampia perché era un ricco e poteva permettersi di metterne tanta, e lo deduciamo dalle pieghe presenti. Le calzature tipiche medievali, il colletto decorato, e in testa porta uno chaperon, cappello molto di moda alla fine del 200, e al di sotto dello chaperon l'infula o cuffietta, come la chiamiamo oggi normalmente, portata a diretto contatto con i capelli. Dunque una descrizione molto più semplice perché il dipinto ci consente di andare dritti a quello che era l'abito, che vediamo anche spesso. Grazie Roberto.
E oltre a qui c'erano anche i popolani. Ecco Stefano che si va avanti, dunque abbiamo in questo caso due dipinti presi ad esempio, entrambi di Giotto dalla Cappella degli Scrovegni, dalle scene di Gioacchino e Anna. Vediamo prima il sonno di Gioacchino, dove sono presenti due pastori, vediamo le pecore. Un pastore indossa un mantello con cappuccio, presente anche in questo mantello. Il mantello è fatto tra l'altro di orbace sardo, tessuto a mano da Mario Garau di San Mughero, uno dei pochi che ancora lo realizzano secondo la tradizione. Non è che vuoi mettere il cappuccio, Stefano, per far vedere il modello del mantello? Ecco qua, rivediamo sia pur di diverso colore l'ultimo pastore a sinistra. La tunica invece la vediamo molto bene qui, è una tunica ampia, tessuto non tinto, dunque naturale, probabilmente cotone o lana, dunque un tessuto assolutamente povero, tipiche calzature medievali, cintura e uno strano cappello, forse di vini. Rivediamo altri due pastori qui, sempre le scene della vita di Gioacchino. Anche qui il mantello di diversa foggia, le tuniche sempre quelle larghe, praticamente in colori naturali perché non venivano tinte, perché i poveri non tingevano. Particolare di entrambi questi due dipinti, che rappresentano evidentemente lo stesso luogo, il puntatore non funziona più, comunque ora ve ne parlo, è la capanna molto particolare, costruita forse con assi di legno oppure con dei fasci di vimini sovrapposti, e le rocce ugualmente molto particolari, pressoché uguali a entrambi i disegni. In mano due di questi quattro pastori hanno il bastone, San Mazzocca in sardo, lo vediamo nelle mani di Stefano. E con questo vi ringrazio per aver seguito questa breve spiegazione della ricostruzione e passo la parola al dottor Deita, anche alla professoressa Martorelli. Vi ringrazio dell'attenzione. Buonasera a tutte e a tutti, con molto piacere che sono qui questa sera per riprendere il discorso sulle conferenze degli Amici del Romanico che appunto, come ha ricordato Antonello, tutti gli anni stiamo realizzando per approfondire gli aspetti legati alla vita della società medievale, cioè quella società che poi frequentava le chiese romaniche che noi di solito andiamo a visitare. Quest'anno l'argomento scelto è l'abito, l'abbigliamento, che è oltre che essere un argomento anche divertente, interessante, è anche uno specchio di quello che poteva essere lo stato sociale, lo stato economico, quindi ci apre delle porte appunto per conoscere alcuni modi di vivere della società del tempo. La caratteristica, diciamo, il filo conduttore di quest'anno è che, a parte la professoressa Usai, che avete sentito la volta scorsa, che è una veterana, quest'anno abbiamo tutte voci nuove e quindi oggi ci sarà, cioè con noi come relatore, il dottor Valerio Deita, che è una voce nuova per voi, ma non per noi, perché è uno degli ultimi allievi del professor Roberto Coroneo. Ha fatto in tempo a formarsi proprio nell'ultimo periodo di insegnamento del nostro collega. Oggi lavora al Museo di Sinnai, si occupa di critica d'arte e di aspetti della gestione dei beni culturali. Questo lo porta naturalmente a spaziare su argomenti di arte di vario periodo, però il suo amore rimane sempre quello della storia dell'arte medievale e quindi oggi ci dedica il suo tempo per parlarci dell'abito religioso. Un argomento non facile, non crediate che la volta scorsa non vi abbia sentito, anche se non c'ero, e quindi ho sentito che i relatori hanno detto, ognuno diceva: a me è capitato un argomento più difficile. State tranquilli perché sono difficili tutti e quattro, li ho scelti proprio con cura perché fare le cose semplici non ci serve a niente, vogliamo approfondire gli argomenti più spinosi proprio per arricchire le conoscenze di tutti noi, sia di chi prepara la relazione sia di noi che ascoltiamo. Quindi non tolgo altro tempo e lascio la parola al relatore. Intanto grazie alla professoressa Martorelli e grazie agli Amici del Romanico che insomma, mi hanno invitato per tenere questa relazione in questo pomeriggio.
inizio subito la mia relazione, così non perdiamo tempo e riesco a farvi tornare a casa per l'ora di cena. Dunque, io sono stato scelto appunto per trattare questo argomento qua, che di fatto è vero, è abbastanza complicato, ma come lo è probabilmente tutta la disciplina che ruota attorno al mondo e della religione e della storia dell'arte, nella sua multidisciplinarietà che si intreccia con la storia del costume, ma soprattutto anche con la storia della liturgia applicata poi al mondo della religione. Quindi l'argomento che tratterò io oggi è come dire, una sorta di sintesi che ho cercato di fare, cercando di far emergere poi alcuni elementi salienti che riguardano principalmente gli aspetti dell'abito religioso, ma applicati al mondo monastico. Prima di tutto è necessario, a mio avviso, fare una premessa, ecco, e cercare di far emergere cosa si intenda principalmente per abito religioso e abito liturgico. Intanto c'è da dire che per trattare questo argomento sono necessarie nozioni che riguardano prima di tutto la tematica teologica e sacra, e successivamente quella, come ho detto anche poc'anzi, della storia del costume, e poi fondamentalmente nella trattazione emergeranno anche quelli che sono gli aspetti storico-artistici, quindi legati alla storia dell'arte. E li vedremo appunto cercando di far emergere alcuni dei tratti legati alle opere pittoriche principalmente, ma anche scultoree, poi vedremo, legate al territorio locale. Prima però di spostarci in questa parte è necessario poi affrontare, come dire, una parte un po' più noiosa se vogliamo, ma che ci serve per fare questa premessa importante relativa proprio all'abito. Allora, io qua avevo messo una definizione di abito liturgico proprio per capire, per addentrarci meglio dentro questo argomento qua. Quando parliamo di abiti religiosi o liturgici, il riferimento immediato è quello di quel mondo, di quell'insieme di indumenti che vengono indossati da un celebrante o dai concelebranti durante le funzioni sacre, quindi da questo poi abito liturgico. Non solo però, perché possiamo chiaramente far riferire a questa categoria anche l'abbigliamento ordinario, quindi quegli indumenti quotidiani che vengono chiaramente individuati sia nel credo secolare e poi nel credo regolare, quindi parliamo di sacerdoti, vescovi e poi monaci, per intenderci. Però c'è da fare una prima riflessione in questo senso, cioè si tratta, o meglio, quando è nata e si è sviluppata e si è diffusa la religione cristiana, si sono diffusi anche tutta una serie di indumenti dal principio, oppure c'è stata un'evoluzione che non è stata contestuale alla diffusione della religione cristiana? Cioè noi dobbiamo immaginarci la nascita della religione cristiana con già dei sarti che predisponevano dei modelli per i celebranti, oppure non è così? Ovviamente non è così, c'è stato uno sviluppo contestuale, ma è stato più che altro un utilizzo di un abbigliamento ordinario che contestualmente è stato utilizzato da chi partecipava alle funzioni liturgiche, alle funzioni sacre, e poi successivamente si è continuato ad utilizzare questi abiti che facevano parte, come dire, del mondo ordinario dell'abbigliamento, ma che a un certo punto sono passati di gusto, potremmo dire, quindi non erano più parte del gusto della moda di quel tempo, ma si sono invece trasferiti, hanno cambiato il loro significato e sono stati utilizzati poi all'interno dell'ambito liturgico. C'è stato però un momento in cui ovviamente ci sarà stato un cambiamento, e le tracce di questo cambiamento possono essere, e di questo anche passaggio, se così vogliamo chiamarlo, dello sviluppo di questa moda, possono essere ritracciate nel commento a Ezechiele di Girolamo, nel quale si prescrive, e qua cito perché così andiamo poi in ordine, si prescrive l'uso di abiti non ordinari per l'esercizio di culto, poiché chi celebra deve avvicinarsi al sacramento munda conscientia e mundis vestibus. Cosa significa? Significa che i celebranti dovevano appunto avvicinarsi alla cerimoniale della liturgia, chiaramente con la
coscienza pulita, ma anche con l'abito pulito. E da questo, a un certo punto, ci sarà questa cesura tra un abbigliamento che inizialmente veniva usato, è vero, non ordinario, ma che a un certo punto diventa codificato. E questa codifica viene, dagli studiosi chiaramente, nell'abbigliamento religioso e liturgico, viene individuato tra il IV e il IX secolo d.C. come diciamo un momento specifico che dalle fonti emerge con un'individuazione precisa. Una di queste può essere ad esempio in Sulpicio Severo, un'altra fonte, che ci racconta in una lettera che durante i funerali, e quindi a seguito della morte di Martino di Tours nel 397, il feretro di Martino era seguito da schiere di agmina pagliata, cioè di pallium, di questi personaggi con questo mantello dei filosofi, che altro non erano che cosa secondo voi? Dei monaci che erano abbigliati appunto con un manto e che seguivano il feretro di San Martino. Ecco, qua poi ho inserito delle immagini che in realtà servono più a corredo del mio parlato per dare un po' di movimento e non per spiegarci bene la situazione. In realtà mi soffermo un po' su questa per farvi capire dove ci troviamo. Siamo nel X secolo, questa è una miniatura che fa parte del codice emilianense e c'è la rappresentazione del Concilio di Toledo. Siamo nel X secolo, quindi siamo nel Novecento fondamentalmente d.C. Che cosa sono rappresentati? No, non riesco ad usarlo neanche io, quindi non lo uso. Che cosa sono raffigurati? Sono raffigurati fondamentalmente dei personaggi appartenenti al clero. Ora, se noi andiamo ad analizzare attentamente l'iconografia, difficilmente noi li riconosciamo come dei vescovi o dei prelati. Lo sappiamo perché fa parte di un codice che ci racconta appunto un concilio dove furono invitati vescovi e clericali. Quindi questo personaggio che vedete qua con questo strano elemento sopra la testa non è altro che una mitra, un copricapo vescovile molto stilizzato e che quindi ci rimanda un po' alla riconoscenza, all'individuazione dell'individuo. Andando avanti, un'altra domanda che ci dobbiamo porre è: ma all'interno dell'abbigliamento religioso, quando è stata codificata? Quando è stato codificato l'utilizzo di determinati indumenti? C'è stato un momento in cui qualcuno ha stabilito attraverso delle regole o attraverso, diciamo, degli elementi l'utilizzo di quello o di quell'altro abito? In realtà potremmo parlare di una non regola, se vogliamo, e un'altra fonte preziosa quando parliamo principalmente di monachesimo è chiaramente la regola di San Benedetto, che all'interno dedica un capitolo solo alle vesti e le calzature dei fratelli. Siamo nel capitolo 55 e anche qui secondo me è importante cercare di leggere che cosa viene indicato appunto per i confratelli, quindi per i benedettini. Bisogna dare ai monaci degli abiti adatti alle condizioni e al clima della località in cui abitano, perché nelle zone fredde si ha maggiore necessità di coprirsi e in quelle calde di meno. Il giudizio al riguardo è di competenza dell'abate. Comunque riteniamo che nei climi temperati bastino per ciascun monaco una tonaca e una cocolla, quest'ultima di lana pesante per l'inverno e leggera o lisa per l'estate. Inoltre lo scapolare per il lavoro è come calzature, scarpe e calze. Questo ci dà un indicatore preciso di quali fossero quindi intanto gli abiti che venivano utilizzati all'interno dell'ambito monastico. San Benedetto quindi non dà degli elementi specifici e precisi su quale tipologia di abito utilizzare, ma ci dice quali sono gli indumenti che si possono utilizzare. Quindi abiti di lana per non soffrire il freddo, abiti però semplici, abiti che siano anche utili per il lavoro, per le attività appunto della vita monastica. Allora, facendo poi un passo avanti, quindi ora vi ho dato un'idea di quelli che sono come dire, gli elementi all'interno dell'ambito monastico, dei principali elementi dell'ambito monastico, e di questo
ambito si può spaziare ancora di più, cercando di capire in Sardegna quali siano invece gli elementi dello stesso periodo che possano, come dire, darci un'idea di quale fosse l'abbigliamento all'interno anche dell'ambito liturgico, e senza andare troppo lontano dal luogo in cui ci troviamo. Eccoci qua. A Santa Giusta sono custodite 2 mitre, in questo caso ho utilizzato solo un'immagine, e c'è appunto la mitria, una delle 2 mitre. Sono 2 mitre che risalgono, sono riferibili al XIII e XIV secolo. È la testimonianza, una delle testimonianze più vicine all'ambito medievale, all'interno, che ricadono appunto all'interno dell'abbigliamento liturgico e religioso, e che sono rilevanti per 2 motivi. Il primo, perché appartenevano a un personaggio del clero di ambito monastico; il secondo, perché ci dà testimonianza poi anche di particolari iconografie. La provenienza di queste mitre chiaramente non è di ambito regionale, ma chi li ha studiate, nello specifico la professoressa Pasolini, con un intervento nel catalogo dedicato a Santa Giusta e pubblicato nel 2010, proprio a cura del professor Coroneo, la professoressa Pasolini ci riferisce che queste mitre siano parte del corredo liturgico del domenicano Fra Federico, nominato proprio vescovo a Santa Giusta nel 1318. Chiaramente oggi, anche dopo il restauro, la lettura dell'iconografia è molto frammentaria, però si possono individuare alcuni dei santi. Quindi nella parte, come dire, nella fronte della mitra, per chi non lo sapesse, la mitra è un copricapo utilizzato dai vescovi, e quindi in questo copricapo, nella parte frontale della mitra, che è ricamata appunto con questi personaggi, si possono individuare dall'alto verso il basso un santo vescovo individuato dalla professoressa Pasolini come un Sant'Agostino, e poi sul registro mediano un San Luca, una santa monaca individuata come Santa Agnese o Santa Dorotea, San Giovanni Evangelista al suo fianco, e poi nel registro invece inferiore San Domenico, la Madonna col Bambino e San Pietro Martire. Specularmente, quindi, nella parte retrostante troviamo un angelo annunciante, un altro San Marco Evangelista, la Vergine Annunziata al centro della composizione, San Matteo Evangelista, e poi nel registro invece della base sono presenti San Pietro Apostolo, Sant'Antonio Abate e San Paolo. Quindi in questo caso c'è anche un preciso intento iconografico del ricamatore di questa mitria, che chiaramente fa riferimento anche probabilmente al il committente domenicano, che, come dire, chiede possibilmente di poter avere un preciso registro di santi rappresentati nella mitria, che sarebbe andata poi a impreziosire il suo corredo. Spostandoci leggermente da Oristano invece, e purtroppo però non è stato possibile reperire delle immagini, a Cagliari, custodito al Museo del Duomo, quindi nel tesoro Duomo della Cattedrale, che al momento non è visitabile, è presente un gruppo di abiti liturgici molto importante, riferibile ad ambito nordafricano, e sono conosciuti come i cosiddetti paramenti di Sant'Agostino. C'è tutta una leggenda attorno a questi paramenti e sul loro arrivo, che ancora una volta ci fanno riferire alle false carte di Arborea, nelle quali si racconta dell'arrivo in Sardegna proprio di queste vesti. Sono 3 vesti, una dalmatica, una pianetta e una tunicella, e queste vesti sarebbero arrivate in Sardegna con il corpo di Sant'Agostino, avvolgendo proprio il corpo di Sant'Agostino. Poi appunto nella realtà queste vesti non si sa di preciso come siano arrivate, ma è verosimile che, considerata anche la frequentazione dell'isola da parte di diversi monaci che arrivavano dal Nord Africa, e della presenza anche del corpo di Sant'Agostino nella città di Cagliari, verosimilmente siano arrivati commissionati come un momento celebrativo appunto per qualche ricorrenza legata a Sant'Agostino. Sta di fatto che sono uno degli esempi a livello nazionale, probabilmente anche internazionale, per quanto riguarda l'arte tessile e liturgica, di 3 parati riferibili al X-XI secolo molto molto importanti, che però appunto non possiamo vedere, quindi mi dispiace solo che non possiate apprezzarli. Andando avanti
Ecco, un'altra degli interrogativi che è emerso all'interno dello studio, dell'analisi degli abiti religiosi è: qual è stata la prima raffigurazione di un abito monastico nell'arte, o appunto di un monaco nell'arte? E qui in realtà bisognerebbe, come dire, fare una piccola riflessione ulteriore, e cioè non è che sicuramente esisterà la prima immagine di un monaco nell'arte, però se noi andiamo a leggere tra le fonti dobbiamo andare ad individuare quale tra i personaggi della storia così liturgica, quale dei personaggi del cristianesimo sia stato individuato come proto-monaco o come tale, perché i padri della Chiesa hanno più volte sottolineato come alcuni dei santi più celebri vivessero alla stregua appunto dell'eremitaggio, dell'ascetismo, e quindi che potessero essere considerati come tali, come dei monaci. E allora uno dei primi santi monaci può essere considerato ovviamente il Giovanni Battista, che qui in questo caso vi presento non con un'opera chiaramente legata all'isola, ma con qualcosa, ecco, che è abbastanza anche conosciuto. Siamo nelle catacombe di Ponziano e c'è questo battesimo di Cristo dove potete vedere il Giovanni Battista abbigliato con il classico, in realtà, abito monastico del suo periodo, perché anche qui nelle fonti si parla degli abiti dei primi eremiti, se vogliamo, che altro non erano appunto che delle pelli animali che venivano cinte al corpo con delle cinte di pelle o di corda. E di fatto, se noi osserviamo bene, il Battista in questo caso ha proprio una pelle di un animale che viene stretta al suo corpo. Come lui poi tanti altri santi eremiti sono stati raffigurati in questo modo, e quindi ci denota già un primo elemento dell'abito che poi viene anche scelto da Benedetto, e quindi c'è una constatazione che si può fare. Anche Benedetto diceva: non è importante la tipologia dell'abito, purché sia un abito che riscaldi e che appunto assicuri una vita, insomma, degna al monaco. Andando avanti con un'altra raffigurazione sempre del Giovanni Battista, questa un po' più recente rispetto a quelle delle catacombe, siamo nel V-VI secolo. Ancora una volta Giovanni Battista nel Battistero degli Ariani viene raffigurato con una pelle che cinge il suo corpo e lo protegge, un altro battesimo di Cristo celebre della storia dell'arte, e che ci permette poi di fare quindi una rassegna specifica di quello che era l'abito, come dire, dei primi protomonaci. La regola benedettina l'abbiamo vista prima, giusto vi sottolineo due delle miniature che ci informano su come San Benedetto veniva rappresentato nei primi anni. Quindi in questo caso siamo in due miniature che risalgono al XII e XIII secolo, e Benedetto è raffigurato con queste vesti lunghissime, queste tuniche lunghissime e scure. Ricordatevi il colore scuro di queste vesti, perché poi più avanti vedremo che in realtà c'è qualcosa che non tornerà più avanti nella raffigurazione. Il Correro dei Monaci. Ora, qua questa scena così affollata, sia dei monaci che poi in realtà anche delle monache, è un'immagine abbastanza interessante che ho voluto inserire, perché sono affollate sì, perché partono dai primi ordini monastici fino ad arrivare a quelli anche più recenti, quindi a noi non interessano tutti, ma è giusto per avere un'idea di quanti abiti e quante codificazioni siano state fatte nei secoli riguardo proprio all'abito che dovevano portare i monaci, e quindi questo risulta poi molto interessante per il discorso che adesso andiamo a fare. Allora, intanto il Correro dei Monaci era abbastanza semplice, proprio come ci portava a conoscenza anche San Benedetto, e quindi era dotato di una cocolla, una tunica, uno scapolare, un bacile e una cintura. Allora, la cocolla era una veste che molto spesso era fornita di cappuccio. La tunica invece era appunto questo grande camicione che si indossava sotto la veste proprio per coprire immediatamente il corpo, e poteva avere delle maniche larghe o delle maniche strette poi ai polsi. Lo scapolare, importantissimo, era una striscia di stoffa che copriva il dorso e la parte frontale, con una parte dove poi veniva fuori la testa, e quindi lasciava le braccia libere, e molto spesso anche lo scapolare era fornito poi di un cappuccio.
altri elementi non sempre presenti in tutti gli ordini poi monastici, i femoralia, che erano più tipici dei monaci che poi andavano a cavallo, e poi appunto questo bacile, che altro non era che una cintura che utilizzavano principalmente i monaci che lavoravano poi nei campi e nelle campagne, perché all'interno di questo bacile si mettevano tutti gli attrezzi che potevano essere utili. Era una cintura fondamentalmente tutti gli attrezzi utili proprio per la lavorazione nella campagna. E poi altri elementi distintivi, anche in questo caso non di tutti gli ordini monastici, ma la cinta, una cinta o una corda a cingere proprio l'abito con 3 nodi a significare i 3 voti fatti dai monaci, quindi la castità, la povertà e l'obbedienza. E poi più avanti nella codificazione degli abiti troveremo anche il rosario. Inizialmente, quindi principalmente a ridosso delle prime comunità monastiche, non c'era un rosario vero e proprio, ma c'era una sorta di catenina con delle perline che serviva proprio per sgranare le preghiere che venivano fatte dai monaci. Il monachesimo in Sardegna. Ora qua ci addentriamo sempre di più verso appunto la parte che interessa a noi, quindi ho inserito 2 degli elementi che ci interessano di più, delle architetture più simboliche ed esplicite che ci portano proprio nel pieno del monachesimo in Sardegna, e per approfondire la presenza monastica nell'isola rimando poi ad un saggio puntuale realizzato proprio dalla professoressa Martorelli nel 2010, che è Insediamenti monastici in Sardegna dall'origine del XV secolo, dove effettivamente la professoressa dà tutte le informazioni essenziali e quindi un quadro nitido e completo proprio per capire la situazione in Sardegna durante il Medioevo. La prima cosa che c'è da dire è che per trovare le prime comunità monastiche benedettine in Sardegna, proprio perché non è che non ci sia un monachesimo precoce nell'isola, ma le prime comunità, le prime forme monastiche bisogna aspettare l'XI secolo. Prima dell'XI secolo cosa abbiamo? Possiamo citare un caso che poi vedremo anche dopo: Cagliari, San Saturnino, Fulgenzio da Ruspe, che nel VI secolo chiede al vescovo di Cagliari uno spazio dove poter costruire appunto un piccolo cenobio, quindi un piccolo monastero per sé e per i suoi confratelli. E sappiamo che dalle fonti non solo appunto era presente un monastero, ma che all'interno di questo monastero era presente anche uno scrittorium, che ci dà quindi anche una notizia importante per quanto riguarda poi la circolazione delle fonti scritte a Cagliari. Ma facciamo un altro passo avanti e torniamo al nostro discorso delle forme monastiche benedettine. Dicevamo che bisogna aspettare l'XI secolo. Nel 1063, infatti, diciamo che siamo in un'epoca abbastanza particolare per la storia della religione e della Chiesa, perché siamo a pochi anni da quello che è stato lo scisma d'Oriente, quindi quella che è anche chiamata appunto lo scisma della Chiesa latina, poi, quindi quel momento in cui si crea una frattura tra la Chiesa orientale e la Chiesa occidentale. Cosa succede? Succede che il giudice di Torres Marisone chiede all'abate di Monte Cassino, Desiderio, di inviare alcuni religiosi per fondare un cenobio in Sardegna. E Desiderio invia 12 individui verso l'isola, ma queste persone poi non arriveranno mai nell'isola perché vengono bloccate da un'incursione pisana. E quindi cosa succede? Succede che passeranno 2 anni prima che questi monaci poi arrivino in Sardegna, e quando arrivano in Sardegna a questi monaci vengono donate la chiesa di Sant'Elia di Enoch e Santa Maria di Bubalis. Pochi anni dopo poi ci sarà la fondazione di Santa Maria di Tergu, e quindi alla fine fondamentalmente del XII secolo abbiamo i benedettini che finalmente creano, diciamo, la loro connotazione principale con questo convento e la chiesa di Santa Maria di Tergu. Successivamente, quindi anzi contestualmente in realtà, se vogliamo, cosa succede? Nella parte sud dell'isola, quindi nella zona del Campidano, un altro giudice, Orzocco, che cosa fa? Chiama i Vittorini in Sardegna. In realtà erano già stati chiamati anche in Gallura, sempre dal giudicato di Torres, che consegna a Santo Stefano di Posada proprio i Vittorini, ma nel Campidano poi ci sarà una delle donazioni più cospicue ai Vittorini di Marsiglia, tra le quali anche la chiesa e il convento di San Saturnino di Cagliari.
A questo punto noi ci ritroviamo in un'isola che in un certo senso è spartita in due: al nord abbiamo i Benedettini e al sud abbiamo i Vittorini. All'interno di questa grande spartizione, nella quale si muovono questi due ordini, costruendo nuovi edifici e restaurando anche degli antichi edifici, con il compito appunto della cura animarum, che cosa succede? Succede che arrivano anche altri ordini cosiddetti riformati, ovvero ad esempio i camaldonesi, che si occuperanno di Bonacaro e di Saccargia, quindi qua l'immagine di Saccargia ad hoc, i Vallombrosani invece a San Michele di Plaiano, e poi i Cistercensi a Santa Maria di Cauavas e in Granargia. E questi, diciamo, sono gli abiti che vengono, come dire, codificati per gli ordini monastici che ho appena citato. Quindi partiamo dai Cistercensi, che fanno parte appunto dell'ordine sempre benedettino, quindi con cappuccio, con cappuccio, scapolare cappuccio e senza cappuccio, i camaldolesi, i valombrosani, che sono questi invece col colore differente. Più avanti, siamo a ridosso appunto del 1200-1300, i francescani e poi successivamente i domenicani, che abbiamo citato anche per quanto riguarda gli abiti liturgici. A proposito dei francescani, quando arrivano nell'isola, ancora una volta lo studio della professoressa Martorelli viene in nostro soccorso e ci informa che i francescani arrivano in Sardegna nel 1230 presso la chiesa di Santa Maria di Porto Brutis a Cagliari, che doveva avere sede grosso modo all'ingresso del cimitero monumentale di Bonaria, e quindi dove sorgeva la chiesa di San Bardillo fondamentalmente, che è quella che vedete in questa fotografia d'epoca. E solo nel 1275 ai francescani prendono possesso, più che altro, del nuovo convento che verrà invece edificato nel quartiere di San Pace e che oggi purtroppo non è più visibile. Abbiamo la possibilità di vedere solo dei frammenti di quello che fu sia il convento che la chiesa, appunto, andando magari nei sotterranei degli edifici delle via Mameli e del corso Vittorio Emanuele. Però a un certo punto, a cavallo di questa storia, che cosa succede? Arrivano gli aragonesi in Sardegna e in realtà segna un passaggio fondamentale di cambiamento per la storia locale. Cioè, col processo di catalanizzazione, come viene definito, che cosa succede? Succede che questi monaci non vedono visti di buon occhio della corona, perché chiaramente li vedevano come parteggianti per Pisa, e quindi a un certo punto vengono messi in disparte e si fanno arrivare forze nuove. E quindi, per citarne uno, la chiesa del complesso di San Domenico di Cagliari passa dal controllo di Santa Caterina di Pisa ai domenicani aragonesi. Ora, prima di passare alle vere e proprie opere che sono state selezionate per raccontare ovviamente i monaci all'interno del panorama artistico in Sardegna, vi faccio una breve riflessione su ciò che riguarda l'abito all'interno delle opere d'arte. In generale, in tutta la storia dell'arte, l'iconografia, i modelli, i personaggi che sono stati rappresentati non solo nel Medioevo ma anche successivamente, all'interno delle botteghe artistiche, gli artisti prendevano dei riferimenti molto spesso reali dalla vita quotidiana, dalla vita liturgica, e questi riferimenti reali non sempre trovano riscontro nella realtà. Però, diciamo, ci sono degli studi invece che ci permettono di dire anche il contrario, e cioè, ad esempio, come nell'Annunciazione di Simone Martini, di cui qua ho messo un dettaglio, ci permette di riscontrare sia la conoscenza del Martini, appunto un artista senese del XIV secolo, ci permette di riscontrare due cose. La prima è l'aderenza e la conoscenza di Martini non solo, diciamo, delle nuove tendenze artistiche, ma soprattutto anche dei tessuti utilizzati, perché in questo caso l'angelo annunciante presenta una veste che è riccamente decorata con questi motivi floreali, una veste che è palpabile, sia quasi, vedendola dal vivo chiaramente, perché ora nell'immagine qua perde tantissimo, però vedendola dal vivo è palpabile che si tratti di una seta riccamente decorata con dei fili dorati. E allora, andando a fare delle ricerche, non chiaramente da me, io ho solamente analizzato lo studio, andando a fare delle ricerche è emerso che è stato fatto uno studio circa appunto
la corrispondenza tra arte e tessuti custoditi nei musei, ed è venuto fuori che Simone Martini si era chiaramente ispirato ad un tessuto realmente esistito, e quindi si tratta di un lampasso, cioè un tessuto serico operato con motivi geometrici e filo dorato, e in questo caso il tessuto che vedete qua nella parte più esterna dell'immagine è proprio un lampasso custodito al Metropolitan Museum di New York, che dovrebbe far parte di un gruppo di paramenti liturgici dell'XI secolo proveniente proprio dall'ambito toscano. L'origine però del tessuto è di importazione asiatica. E questa studiosa, che appunto ha scritto un articolo proprio sull'annunciazione, sul tessuto usato da Simone Martini, fa riferimento proprio al tessuto utilizzato da Simone Martini, ed è abbastanza anche plausibile come confronto. Adentrandoci invece al discorso che riguarda propriamente l'arte in Sardegna, chiaramente parlando di monaci non è così facile trovare tipologie di abbigliamento che diciamo poi sono custodite nei musei. Abiti liturgici sì, ne abbiamo diversi esempi anche qua al Museo Diocesano di Oristano, quindi ci sono diverse pianete, diversi piviali, in questo caso l'epoca è leggermente differente rispetto soprattutto all'ambito medievale che stiamo andando ad analizzare. Però ecco, mi è piaciuto anche non spostarmi troppo dalla sede in cui ci troviamo, proprio per andare a ricercare degli abiti religiosi e cercare di analizzarli. Allora, la prima immagine che ho scelto è proprio quella degli abiti monastici raffigurati negli antifonari proprio di Oristano, che immagino ben conoscete. Questo è un dettaglio in particolare della lettera F con i funerali di San Francesco, che sono stati peraltro recentemente studiati e pubblicati in un nuovo studio proprio da Sonia Chiolo lo scorso anno, che tra l'altro ha rivisto sia l'attribuzione che la datazione dell'opera, assegnandole a due mani differenti, una di ambito pisano e una di ambito bolognese, e per quanto riguarda invece la datazione ha assegnato una parte del corale agli ultimi 40 anni del 1200 e l'altra invece agli ultimi 20 anni sempre del 1200. Soffermandoci sull'iconografia e sulle immagini che invece vi presento, appunto, come è organizzata questa lettera miniata? Beh, intanto è suddivisa in maniera abbastanza fantasiosa in due spazi differenti, quindi vi faccio notare questo monaco che nella mano tiene questo strano elemento che si divide subito in due la composizione. Nella parte alta il primo racconto è quello della ricezione delle stimate da parte di San Francesco, che ha già ricevuto le stimate, e lo capiamo proprio dai dettagli delle mani e dei piedi. Di fronte a sé la Trinità con questa forma di croce e di cherubini che sta di fronte al santo, che sta vivendo un'estasi mistica ovviamente, e che è in atto di probabilmente sollevarsi dopo essersi inginocchiato per la ricezione delle stimate. Nella parte bassa invece c'è un racconto un po' più, come dire, triste se vogliamo, perché stiamo raccontando i funerali di Francesco. Francesco giace morto con il corpo livido, sembra appunto quasi che sia stretto nel suo abito, questo abito così di lana grezza, che era proprio l'abito dei francescani, perché lo stesso Francesco sceglie quale abito poi non utilizzare e codificare, ma come dire suggerire anche ai francescani, cioè un abito che ricordasse l'abito dei contadini umbri. Francesco si sveste dalle vesti di persona del mondo appunto che nobile, per tornare in un mondo invece di povertà, e quindi l'abito che rimandava a quel mondo della povertà era proprio un abito di lana grezza, e qui è così rappresentato che giace proprio all'interno del suo stesso abito. E lui, lo sappiamo perché sono visibili anche le mani con le stimate, quindi c'è un preciso rimando iconografico, e attorno al corpo del santo, che è già presenta l'aureola, quindi è già santo, è morto appunto in ora di santità, ai suoi lati sono presenti altri monaci che chiaramente stanno compiendo una funzione liturgica. Da che cosa lo comprendiamo? Lo comprendiamo perché questi monaci che sono stanti di fronte a Francesco
vestono non solo degli abiti ordinari propri dei monaci, ma anche degli abiti liturgici. Quindi presentano questi piviali così bianchi, con questo stolone nero centrale, con delle croci, che chiaramente rimandano al significato del sacrificio di Cristo, quindi della morte di Cristo e della risurrezione principalmente di Cristo, che peraltro è anche raffigurata all'interno della lettera miniata. Questo Cristo appunto che è portato con la Veronica da 2 angeli in cielo, quindi molto interessante e molto particolare come dettaglio. L'abito è quello francescano, l'abbiamo detto, e qua abbiamo messo appunto poi il rimonito dell'abito francescano. Andando avanti non potevo chiaramente non portare ancora una volta gli affreschi di Saccargia. Lo so che ogni volta tutti probabilmente trattano in tutte le salse gli affreschi di Saccargia, però sono un'importantissima testimonianza dell'arte in Sardegna, dell'arte medievale in Sardegna e di questo ricchissimo periodo, non solo dal punto di vista storico, sociale e politico, ma anche iconografico e artistico, perché magari gli elementi che abbiamo a disposizione per la trattazione dell'arte in Sardegna non siano poi così numerosi. In questo caso appunto ho voluto portare gli affreschi di Saccargia perché è indubbio che ci sia un forte legame tra questi affreschi e gli ordini monastici. In primis perché, come avevo detto prima, è confermata la presenza benedettina della seconda metà del XI secolo in Sardegna e quindi anche all'interno del complesso di Saccargia. Di fatto poi all'esterno del monumento non è stato possibile recuperare delle foto dell'esterno, però sono ancora visibili, diciamo, dei consistenti resti di quello che fu il complesso monastico di Saccargia, che sono stati chiaramente oggetto di molteplici scavi negli ultimi 20 anni e che hanno in certo modo anche definito quella che fosse l'architettura contestuale all'edificio ecclesiastico del monastero. Quello che interessa a noi appunto però è l'affresco, quindi do una lettura veloce dei registri dell'affresco che sono concentrati nella parete absidale e si suddivide su 3 registri, quindi quello principale del Catino presenta un Cristo in mandorla, nel registro mediano invece c'è la Vergine orante che è attorniata dagli Apostoli, la composizione tra l'altro è spezzata dalla monofora, mentre nel registro inferiore sono presenti le classiche 5 storie della Passione di Cristo, compresa la crocifissione, e poi l'immagine che interessa a noi è questa qua, che è stata più e più volte trattata da diversi studiosi e che cosa rappresenta questa immagine? Ma se dobbiamo dare una lettura così semplice su 2 piedi, sono raffigurati, per quanto sia possibile leggere, perché chiaramente in parte è frammentario l'affresco, e quindi cosa vediamo noi? Vediamo un uomo vestito con uno scapolare con cappuccio e una tunica bianca. Lo scapolare e cappuccio sono scuri e poi di fronte a lui, parrebbe inginocchiato e con le mani giunte verso questo personaggio, un altro individuo con la barba lunga che veste un cappello e sembrerebbe vestire un abito chiaro. Allora, sono diverse le ipotesi che sono state fatte circa appunto la raffigurazione di questi 2 personaggi. È stato ipotizzato inizialmente che potesse essere San Romualdo inginocchiato di fronte a San Benedetto, e questo ce l'ha detto Fernanda Poli, oppure un committente, quindi un giudice committente che si inginocchia verso San Benedetto. Qualcun altro ha ipotizzato appunto che non sia tanto San Benedetto ma quanto Bernardo da Chiaravalle, e quindi che potesse essere addirittura il primo, un precoce ritratto di Bernardo da Chiaravalle con inginocchiato un giudice che era appena entrato all'interno dell'ordine cistercense e che quindi si inginocchia verso Bernardo da Chiaravalle, e il giudice Bonario, se non ricordo male, si inginocchia di fronte a Bernardo di Chiaravalle proprio in segno di preghiera, di sottomissione, appunto di prostrazione verso Bernardo di Chiaravalle. Io vi mostro giusto un'altra immagine a confronto che appunto a supporto anche del fatto che non può essere San Benedetto,
che riceve la regola. In realtà ci sono delle immagini in miniatura che ci dimostrano come, perché appunto qualcuno diceva l'abito non è quello, è differente. E allora qui la diatriba è proprio relativa alla tipologia dell'abito, però ci sono delle miniature che ci rappresentano San Benedetto, che scambia appunto la regola con Teobaldo, e l'abito di Benedetto è molto simile a quello del monaco di Saccargia. E un'altra immagine che vi faccio vedere, eccola qua, è quella appunto di un cistercense che col cappuccio, che è molto simile al monaco di Saccargia. Ora, io non ho un'opinione in merito, nel senso non so quale sia chiaramente l'iconografia rappresentata, perché vi ho riportato una serie di ipotesi. Quello che possiamo chiaramente dire è che siamo in presenza di un monaco vero abbigliato che tiene in mano un libro, quindi è verosimile che possa essere San Benedetto, e di fronte a lui è presente un altro personaggio. Solamente i documenti o un'analisi più attenta, anche minuziosa, magari di altri dettagli che non sono ancora immersi all'interno dell'affresco, ci possono magari aiutare a definire meglio anche la connotazione di questo affresco qua, che sicuramente però ha degli stretti legami con l'ordine monastico. Questo è indubbio, questo lo possiamo dire senza problemi, ecco. E poi chiaramente, avendocelo alle spalle, ho trovato opportuno anche parlare chiaramente del dossale, perché non si veda l'originale, magari fate un po' così si riesce a definirlo. Allora, anche qui in questo caso nel dossale di Oristano, così come è chiamato, non sto lì a fare tutta la citazione delle fonti che ce lo raccontano, prima Santo Giusta probabilmente e quant'altro. Andiamo direttamente nel vivo per cercare di capire perché abbiamo inserito anche il dossale. Realizzato alla fine del XIII secolo, raffigura diversi santi. Iniziamo con Sant'Antonio Abate, che è riconoscibile perché è presente il classico bastone a tau. Altre sante individuate anche di recente, come questa col manto rosso, come una Maddalena, il Giovanni Evangelista, una Madonna col bambino, e questo è il dubbio. E poi arrivano i primi dubbi sulla individuazione iconografica delle sante. Abbiamo una Santa Margherita e una Santa Dorotea probabilmente, e poi San Francesco. Antonio Abate è abbastanza particolare come raffigurazione, perché siamo abituati a vederlo sempre con un abito leggermente differente, ecco. Ovvero qua ha il solito abito di francescano, potremmo dire di lana grezia, di questa lana così molto rozza, marrone. In realtà molto spesso ha altri elementi iconografici che ci permettono di individuarlo, quindi o il campanellino nel bastone o anche il maialino che ci ricorda appunto le storie della sua vita. San Francesco invece è indubbio che sia lui, lo riconosciamo perché nelle mani sono presenti le stigmate, e quindi ci riconducono ancora una volta nell'individuazione di una specifica iconografia dettata non solo da come si presentano i santi, quindi in questo caso i monaci, con la classica tunica con cappuccio di lana, ma anche dagli altri elementi simbolici che ci permettono poi di definirli. Rispetto agli altri santi, visto che ci siamo, io sulla Santa Margherita probabilmente non ho alcun dubbio, ho qualche dubbio sulla Santa Dorotea, che sarebbe appunto la penultima vicino a San Francesco, eccola qua. Santa Dorotea di solito è raffigurata con una rosa in mano o con un cesto di rose e di fiori. In questo caso mi pare di aver visto nella pubblicazione della dottoressa Usai una foto degli archivi di restauro dove inizialmente nella mano destra questa santa portava proprio una rosellina in mano. Ora bisognerebbe capire se quella rosellina sia il frutto di un intervento novecentesco o ottocentesco, perché poi nell'ultimo intervento di restauro è stata cancellata, o se appunto sia stata una ridipintura voluta perché era visibile una rosellina e quindi ci porterebbe a definirla come Dorotea, altrimenti bisognerebbe trovare un'altra santa che ci definisca appunto la santa vicina e prossima a San Francesco. E qua appunto il francescano che ci ricorda che all'interno ci sono gli abiti francescani.
Anche parlando di abiti, chiaramente non potevamo non citare anche la pala di Ottana, che ci fa avvicinare poi quasi al termine della nostra disamina. La pala di Ottana è stata trattata largamente nella scorsa conferenza della dottoressa Osai per quanto riguarda però gli abiti, la moda e gli abiti giudicali, perché è presente in una delle cuspidi, nella cuspide centrale, proprio il dornicello mariano appunto d'Arborea. Noi la trattiamo per altre vicissitudini, perché in realtà questo è davvero un palinsesto di abiti monastici, cioè ce ne sono tantissimi, ci sono tantissime storie che ci permettono di vedere appunto quale fosse la rappresentazione dell'abito monastico, soprattutto francescano, e soprattutto ci presenta il San Francesco in tutta la sua interezza e possiamo cogliere diversi dettagli. Allora, intanto partiamo dallo schema narrativo della pala di Ottana, appunto, di San Francesco e San Nicola di Bari. Sulla parte destra della composizione ci sono le 8 scene della vita di San Francesco, che quindi ci permettono di ricostruire anche tutte le vicende del santo. Invece sulla parte sinistra sono presentate le vicende di San Nicola di Bari. I dettagli a cui facevo riferimento prima ci permettono di identificarlo ovviamente sia come santo, ma soprattutto di trarne poi quei simboli che sono propri non solo dei francescani ma in generale dei monaci. Francesco, eccolo qua, Francesco come è abbigliato? Ha il solito abito, questa tunica lunghissima di lana grezza scura, presenta la corda, quindi questa cinta che cinge l'abito al corpo, con 1, 2 e 3 nodi, che sono i voti che abbiamo detto prima, esperienza, castità. E poi com'è abbigliato? Non è scalzo ma ha dei sandali. E qua un altro simbolo poi che verrà ripreso successivamente. Facciamo un passaggio anche con San Nicola, che è molto interessante come iconografia del santo. Il vescovo di Mira spesso raffigurato appunto col suo abito vescovile, porta sempre con sé un libro e le 3 sfere dorate. In questo caso ci viene raccontata un'altra storia di San Nicola di Bari, ovvero quello della protezione, del protettore dei bambini. Questo perché si narra nelle storie della passione di San Nicola che aveva risuscitato questi bambini che furono trucidati da questo macellaio appunto in una maniera disdicevole, e quindi lui, avendo sentito questa storia, decise appunto di resuscitarli, e quindi è diventato il protettore dei bambini, degli infanti, e di fatto la presenza di questo personaggio qua ci ricorda proprio questa vicenda. E ancora una volta l'abito chiaramente del francescano. E qua ci spostiamo dall'altra parte, anche questa, lo so, è stata trattata anche dalla professoressa Osai, ma ancora una volta ci serve come momento, infatti non vi racconto tutta la vicenda degli affreschi di Sosregno Salto di Bosas, ma ci fermiamo semplicemente a verificare la presenza, anche in questo caso, all'interno di una delle storie affrescate della chiesa di Sosregno Salto di Bosas, di un'iconografia molto particolare, che è quella dell'incontro dei 3 vivi e dei 3 morti, è un'iconografia della morte intanto. Che cosa ci racconta? Racconta appunto di questo incontro che fecero questi 3 nobili che stavano andando a caccia a cavallo e che a un certo punto incontrano la morte, incontrano un personaggio, in questo caso un monaco, che gli indica i corpi di questi personaggi, dei 3 morti in sostanza. E come è rappresentata la scena? Beh, i personaggi sono rappresentati uno di fianco all'altro, è indiscutibile che siano dei nobili perché sono abbigliati con abiti sfarzosi, è indiscutibile probabilmente che siano anche personaggi che stavano cacciando, lo capiamo probabilmente dal dettaglio anche della mano con il guanto, e quindi che portavano con sé questo rapace, evidentemente cacciavano quel rapace, in questo caso non lo so, però è un dettaglio abbastanza particolare. E poi il monaco, che è un dettaglio che si riscontra solamente in ambito italiano. Nelle miniature di ambito nordico, ad esempio, che riguardano la morte, il monaco non è presente. In questo caso è presente, e a Bosa
è importante la presenza di questo monaco qua, ed sarebbe anche interessante riuscire anche a capire chi sia effettivamente questo monaco, perché è abbigliato appunto con questo scapolare, con cappuccio anche se il cappuccio non è indossato, però si riesce quasi a scorgere un cappuccio alle spalle, questa veste sotto bianca con le maniche larghe, molto simile appunto all'abito che vedete qua all'alto. E che cosa ha poi in mano, che cosa tiene in mano nel braccio destro? Un bastone a tavola. Anche questo è un elemento molto indicativo, l'abbiamo vista prima nel Sant'Antonio Abate. L'idea che mi sono fatto io è che siamo di fronte ad un'iconografia un po' confusionale, nel senso il monaco è raffigurato con un bastone, il bastone non hanno voluto raffigurare a tavola, facendo riferimento agli Antonini, o probabilmente siamo di fronte a un monaco che faceva parte di una delle comunità prossime anche a Bosa, quindi a Santo Lussurgiu, degli ospedalieri di San Giacomo di Altopascio, che erano arrivati anche in Sardegna, che avevano delle piccole comunità anche lì. Chiaramente questo è un po' un azzardo, però ce la mettiamo in mezzo. Ultima immagine per chiudere è quella scultorea. Siamo sempre a Oristano, non ci siamo spostati, ci siamo mossi tra Oristano e 30-40 km da qui. L'ultima è questa scultura, il cosiddetto Santo Vescovo di Nino Pisano. Sappiamo che è Nino Pisano perché sulla base della scultura in marmo è scolpita appunto l'iscrizione con il nome dello scultore che fece la scultura, e benché alcuni studiosi abbiano delle remore a dire che sia di Nino Pisano perché non è una scultura unica, cioè il basamento è staccato rispetto alla scultura, dal punto di vista stilistico non abbiamo dubbi che questo sia appunto un'opera di Nino Pisano. È datata intorno agli anni 60-70 del 300 e cosa possiamo dire? Beh, intanto ad una prima osservazione questo Santo Vescovo è tale perché indossa una mitra, quindi ha un copricapo che ce lo fa individuare come vescovo. Sulla mano sinistra tiene un libro, ma anche sulla mano destra un altro libretto. Come è abbigliato? Sicuramente non ha un abito liturgico, ha più un abito religioso, e ha un abito religioso che ce lo fa ricondurre subito ad una sfera particolare del mondo monastico. In questo caso, così come anche sottolineato dal professor Andrea Pala in uno studio di recente, secondo il professor Pala, osservando appunto questa figura, potrebbe trattarsi della figura del vescovo Guido Cattaneo, che è stato uno dei vescovi tra l'altro più importanti di Oristano del Medioevo, a differenza di quanto riteneva la professoressa Renata Serra nel volume sulla pittura e scultura dal romanico al Cinquecento, che invece l'aveva individuato come Basilio Emmanio. A questo punto è più fondata l'ipotesi che sia appunto una sorta di ritratto quasi che si concede il vescovo Cattaneo e che si fa rappresentare ovviamente con le vesti domenicane, e quindi il confronto regge appieno. Alla domanda l'abito fa il monaco, la risposta è probabilmente sì, perché noi individuiamo i monaci e tutte queste presenze all'interno dell'arte come provenienti, facenti parte di un mondo specifico, proprio perché presentano dei simboli che ci rimandano a quella sfera religiosa, che siano appunto indumenti ordinari o che siano indumenti liturgici, e che quindi si riconducono poi a momenti cerimoniali precisi. E qua mi fermo. Grazie. Grazie al dottor Deida per questa interessante ed esaustiva relazione. Diciamo che la prova del fuoco del primo intervento agli amici a Romanico è superata. Dico la prima metà perché adesso c'è la parte che invece è più temuta dai relatori, quelle delle domande dai presenti o da casa. Approfitto anche per salutare chi ci segue dalla nostra pagina Facebook in diretta.
insomma qui non sai bene cosa ti arriva come richiesta, e quindi dovrai essere in grado di rispondere, ecco, anche a questi eventuali domande. E quindi non so se in sala c'è qualcuno che già vuole fare qualche domanda. Ecco, la prima rompe subito il ghiaccio, prego. Su un'affermazione recente della presenza di Sant'Antonio a Santo Lussurgiu, cosa ci facevano? Gli ospedalieri, cosa ci facevano gli ospedalieri? Gli ospedalieri erano di Sant'Antonio, Allora, cade dalle di nuvole. San Giacomo di Altopascio, che è appunto un luogo che si forma Sì. Allora, gli ospedalieri, allora, intanto in Europa si individuano due tipi di ordini ospedalieri, gli Antonini di Sant'Antonio di Vienne, e poi diciamo che come al solito all'interno di queste congregazioni si creano diverse tipologie di ordini, e poi ci sono gli ospedalieri di San Giacomo di Altopascio, cioè di San Giacomo e quindi San Giacomo di Altopascio, dove c'era la comunità più importante in Italia e in Toscana. Fondata a Lucca all'inizio del XII secolo, e poi dal XII-XIII secolo in poi sarà la comunità, ecco, che diffonde in tutta Italia la comunità di ospedalieri appunto di San Giacomo. Sant'Antonio, nel senso che chiaramente rientrava nell'ordine dei santi a loro, diciamo, protettori. Gli ospedalieri si occupavano chiaramente di pellegrini, quindi faceva parte di quel rango di santi che rientra all'interno dell'ordine. Però a Santo Lussurgiu che cosa ci facevano loro? A Santo Lussurgiu, San Leonardo di Sete Fuentes, gli ospedalieri arrivano appunto per pochissimo tempo, ora non ricordo neanche bene quanto tempo sono rimasti, però l'idea che mi sono fatto io appunto è che magari loro abbiano visto quel tipo di veste e quel tipo di bastone, perché loro sono chiamati cavalieri del Tao, ecco. Gli ospedalieri di San Giacomo di Altopascio sono conosciuti anche come cavalieri del Tao, e io facevo riferimento proprio al bastone del Tao in questo senso, cioè il nesso è proprio dal punto di vista dei simboli e dell'iconografia. Non so se ho... Bene, grazie. Ci sono altre domande? Giorgio, non so se qualcuno da casa... No, hanno fatto i complimenti per la relazione estremamente interessante. Domande? Bene. Quando ci sono poche domande vuol dire che è stata esaustiva, già bene, come dicevo io. No, mi veniva in mente, giusto per aggiungere un qualcosa che ci riguarda sempre qui da vicino, sugli usi e costumi del clero, dei religiosi sardi, proprio nella difficoltà che hanno avuto nel passaggio dalla Chiesa bizantina a quella di Roma, testimoniata bene nel codice che è stato nel manoscritto frutto del concilio di Santa Giusta che si tenne nel 1226, dove vengono scritti proprio alcuni codici alla presenza di un legato pontificio, cioè su tutto ciò che era proibito ai prelati e religiosi sardi. Chiaramente, illustrando quello che era proibito, riusciamo a capire quali erano invece ancora i modi, gli usi e i costumi che si tenevano. Tra le altre cose, vietavano di tenere la barba e i capelli lunghi, nello pieno stile bizantino, quindi già dopo quasi 2 secoli dallo scisma d'Oriente, ancora in Sardegna, forse un po' più distante da Roma, persistevano questi modi della Chiesa bizantina. Così pure vietava ai prelati e religiosi di viaggiare armati, di non usare coltelli, spade, evidentemente quello era l'uso, o di cavalcare alla sardesca senza sella, o ancora di usare gli speroni. C'è tutta una serie di elementi proibitivi, diciamo così, che la Chiesa di Roma metteva, codificava proprio per i prelati e religiosi sardi, in modo che si avvicinassero agli usi e costumi della Chiesa romana, lasciando invece in disparte quelli della Chiesa bizantina
dalla quale insomma in teoria circa 2 secoli prima si sarebbero dovuti allontanare. Tutto questo è riportato in un codice che è stato trovato nella biblioteca universitaria di Cagliari, l'ultimo copia dei codici antichi pergamenanti, che ha però dato modo di realizzare una ricerca importante, di produrre un volume dove viene tradotto da questo latino volgare, un po' misto al sardo, di quel periodo, e a riprodurre anche una copia, una serie di copie, ne ha fatto un centinaio, di questi codicetti che vennero scritti nella cattedrale di Santa Igia a Cagliari, dove c'era sicuramente uno scrittorum, e quindi ecco, l'ho voluto rappresentare anche per testimoniare, ecco, che negli anni, nei secoli, come gli usi e i costumi anche delle diverse diciamo così, chiese orientale e quella occidentale di Roma influivano invece anche nella società religiosa. Prego. A questo proposito mi ha ricordato una cosa particolare riguardo a quell'abito monastico, che noi oggi siamo abituati a vedere appunto le raffigurazioni dei monaci così molto sobrie, molto semplici, oppure insomma codificate con questi scapolari, queste tuniche, però in realtà non ci sono pervenute abbastanza, quasi nulle in realtà, testimonianze di un periodo specifico, perché in un concilio, ora mi sfugge quale concilio, del 972, viene vietato ai monaci di abbigliarsi e di acquistare questi abiti così sfarzosi. Quindi noi oggi li vediamo così molto poveri, se vogliamo, semplici e sobri, ma in realtà in una parte della storia anche i monaci hanno un po' esagerato, diciamo, con lo sfarzo nell'abbigliamento, solo che non ci è arrivata, diciamo, questa testimonianza. C'è una domanda da casa? Sì. Tonino Porcu chiede: può avere un ruolo nella diversificazione dell'abito monastico a livello locale la presenza di risorse materiali, tessuti autoctoni? Penso che questo sia più per quanto riguarda l'abito liturgico, che non per l'abito codificato, come abbiamo detto, legato all'ordine, perché appunto in presenza di un regolamento, di una regola come quella benedettina, quella francescana poi e degli altri ordini monastici, i monaci comunque dovevano abbigliarsi con quella tipologia di vestito, che primariamente era di lana, quindi anche i domenicani poi avranno questa tunica che era in lana bianca. Perciò non credo che sia strettamente connesso, credo invece che sia piuttosto connesso a ciò che riguarda l'ambito liturgico. Però anche in quel caso, più che a risorse, io parlerei anche di rapporti commerciali, perché comunque in Sardegna sono arrivate le stoffe, sono arrivati i paramenti anche da, come dire, terre, passatemi il termine, sorelle, come poteva essere Pisa, come poteva essere il Nord Africa, quindi, o come poteva essere Aragona successivamente. Quindi i traffici commerciali hanno sicuramente contribuito alla diffusione di stoffe e di paramenti già abbigliati. Ciò che non è rimasto invece è tutto lo sfarzo della Chiesa bizantina, ma non solo della Chiesa, anche di tutto il cerimoniale di corte che è rilegato appunto all'ambito bizantino. Sì, io lascio poi la parola alla professoressa Martorelli, che ci introdurrà alla prossima conferenza che ospiteremo sempre qui al Museo Diocesano venerdì prossimo, venerdì 10, poi ci sarà una pausa per il Carnevale e torneremo a chiudere con l'ultima conferenza il 3, se non sbaglio, il 3 di marzo. Ringrazio per vedervi ancora così numerosi presenti anche a questa seconda conferenza. E ringrazio ancora una volta sia l'arcivescovo Monsignor Roberto Carboni per l'ospitalità che ci concede in questa sala, e nonché Silvia Oppola, direttrice del museo, che è anche dirigente della nostra associazione, che ormai storicamente ci ospita in questa sala. Vi ringrazio e lascio la parola alla professoressa Martorelli. Sì,
Sì, prima di chiudere, allora anch'io mi complimento per questa relazione che è stata molto ricca di dati e anche con uno sforzo notevole di sintesi, perché giustamente il nostro relatore è partito da lontano, ma ha fatto bene, perché noi parliamo di abiti religiosi, ma abbiamo visto come siano due percorsi diversi anche nella Genesi, no? Da una parte comanda comunque la povertà, adesso a parte il fatto di qualcuno che ha derogato e si è preso abiti eleganti, però diciamo che il filo conduttore è quello. L'abito liturgico invece è un'altra cosa, e uno degli elementi che poi va approfondito è anche il fatto che giustamente tu l'hai visto dal punto di vista liturgico, ma se lo vediamo invece dal punto di vista dei civili, i civili si staccano dall'abito tradizionale anche su influenza delle popolazioni barbariche che portano i pantaloni, che portano tutta una serie di abiti che non sono più quelli degli antichi romani, che invece rimangono all'interno della sfera religiosa. Quindi è un argomento interessantissimo e che meriterebbe anche molto più tempo, quindi ovviamente adesso chiudiamo, ma è veramente molto interessante e appunto mi complimento perché sei riuscito a dare un filo anche completo e con uno sforzo di sintesi sicuramente notevole. Quindi con invece la prossima relatrice, la prossima settimana, una relatrice giovanissima, archeologa, quindi cambiamo completamente settore e con lei vedremo invece farà un discorso su quelli che sono gli accessori del vestiario, gli oggetti veri e propri attraverso proprio l'archeologia, cioè quello che viene fuori dall'archeologia, e vedremo di confrontarlo con quelle che sono invece le testimonianze iconografiche che già ci hanno fatto vedere sia il relatore di oggi che la professoressa Usai la scorsa settimana. Quindi diamo appuntamento alla settimana prossima e anche io ringrazio tutti i presenti per la presenza.